È il presidente dell'Arlef, Eros Cisilino, e il sindaco del comune di Tavagnà, Reno Liruti, hanno firmato un protocollo di intese triennale per garantire e assicurare la presenza delle lingue furlane dentro le strutture e dai servizi comunali. Ho sentito l'assessore Ornella Comuzzo. Sono contenta che voi siete arrivati alle firme di questa convenzione con l'Arlef e di fatto il Comune di Tavagnà è sempre stato un lavoro attento alle valorizzazioni delle nostre lingue e delle nostre culture. Lo abbiamo fatto in tanti maniere, facendo attenzione alle segnaletiche bilinguali, le presentazioni dai libri, con tale storie, ai fruttini in lingue furlane e dunque queste passe che facciamo voi non è niente altro che un nuovo cominciare con gli autori proprio dall'Arlef, cui sicuramente non è niente di migliore che avvalesi di questo contributo. Il Comune di Tavagnà, come tanti altri, ha aderito alla comunità linguistica furlana che permette di fare delle politiche in sinergia con l'Arlef, chiaramente, ma anche con la regione, ma anche appunto tra comuni stessi che hanno la possibilità appunto, di collaborare sulla lingua furlana. Io penso che la capacità che è stata espressa dagli ultimi momenti a poter essere un buon inizio per poter sviluppare algo che non sparterà avere un pieno riconoscimento della lingua, della nostra marilenga.